A Torpare il Friul con Omoda 5, un SUV compatto che permette una grande libertà di movimento. Dopo un trasferimento autostradale comodo e veloce, siamo giunti nella splendida Palmanova in Friuli Venezia Giulia. Palmanova è famosa per la sua pianta a forma di stella a 9 punte, costruita nel 1593 dalla Repubblica di Venezia come fortezza militare. È circondata da mura e bastioni perfettamente conservati ed ha al centro la Piazza Grande di forma esagonale. Omoda 5 attraversa le 3 porte di accesso alla città e ci permette di ammirare parte dei bastioni ed un paesaggio mozzafiato. Le 3 porte sono rispettivamente Porta Udine, Porta Aquileia e Porta Cividale, le cui strade in uscita vanno verso le città suddette. Omoda 5 è molto confortevole, a bordo 5 passeggeri stanno comodi. È lunga 4,45 m, larga 1,83 m e alta 160 cm ed è davvero facilmente manovrabile. La versione che abbiamo testato in questa stagione natalizia è ibrida HEV, con un motore termico di 1500 cm3 e un motore elettrico di ben 150 kW, quindi abbiamo una potenza totale di ben 224 cavalli. Ciò ci permette di destreggiarci facilmente lungo ogni tipo di percorso con estrema facilità ed un grande comfort di marcia. La strumentazione è molto completa, digitale e facilmente intuibile. Ci sono infatti 2 display, uno posto dietro il volante da 10 pollici che ospita il quadro strumenti, il secondo display touchscreen da 13 pollici è centrale e serve per l'infotainment, la navigazione ed il controllo del veicolo. Dopo tanta strada la nostra Omoda 5 ha segnato un consumo davvero molto parco. Infatti abbiamo calcolato una media di circa 20 km al litro. Il serbatoio ha una capacità di 51 litri di benzina, quindi l'autonomia è immensa. Una gita davvero stupenda tra la storia medievale di Palmanova e la tecnologia innovativa di Omoda 5.